Treviso è la città più indebitata del Veneto, lo rivela l'Osservatorio sui consumi di Findomestic, che calcola come ogni famiglia trevigiana abbia, mutuo compreso, un debito di quasi 23.000 euro, circa 300 in più di Padova e 7.000 in più di Belluno, la provincia che chiude la classifica della regione. Un debito che supera di circa 2.000 euro la media del Veneto e di 4.000 quella nazionale. Crollati i consumi, specie per quanto riguarda auto e moto, con Treviso nella media regionale un meno 20% di matricolazioni di vetture nuove. La Marca si differenzia di molto invece sulla vendita di motocicli. A fronte di un calo in Veneto anche del 30% di moto nuove, a Treviso il calo è di solo il 6,5%, a testimonianza della passione in questa zona per i motori. Una flessione di poco superiore a quella media nazionale, che è stata del 12,9%. A pesare su questo risultato molto negativo la forte penalizzazione del comparto mobilità, dove si sono registrate flessioni di circa il 20%. Per molte voci dei consumi in calo, come mobili, elettrodomestici, elettronica di consumo, ce n'è anche una in crescita ed è l'unica. Riguarda il comparto dell'informatica, che vede in testa Padova e Verona con una spesa di 37 e 36 milioni, ma subito dopo c'è Treviso che fa registrare 35 milioni e un più 2%. Si rinuncia all'auto, insomma, ma non ai tablet. La previsione per il 2013 è ancora di un calo. I veneti hanno poca fiducia nelle istituzioni, ma aumenta quella nella famiglia, negli amici e nelle comunità. Su questo si basa la speranza per il futuro. C'è la tendenza comunque a rifugiarsi nella famiglia dove trovare sostegno e tranquillità, però è interessante notare come la maggior parte delle persone ha fiducia nella comunità con cui interagisce. Questo perché c'è sempre di più la volontà di riprendere il controllo dalla base e di rinunciare sempre a delegare e aspettare che siano gli altri a decidere il proprio futuro.